Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Tragico incidente stradale oggi pomeriggio davanti al municipio di Vigonovo. Un centauro di 68 anni, residente a Saonara nel Padovano, in base alle prime ricostruzioni, dopo aver superato un furgone, si è scontrato contro un piccolo camion che stava svoltando a sinistra. Il motociclista nell'impatto ha avuto la peggio. Nonostante i soccorsi da parte di un medico che stava passando in zona e che ha praticato un lungo massaggio cardiaco all'uomo e il successivo arrivo del suo M118, per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale. Ancora cronaca. Un uomo di 59 anni, residente nel veneziano, è stato attaccato da un Doberman in un'officina di Nervesa della Battaglia. Il 59enne, che si era recato nell'officina per portare alcuni documenti, è successivamente stato portato d'urgenza all'ospedale Caffoncello di Treviso, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per far luce sulla vicenda. Poiché, a detta degli esperti, il Doberman è un cane dal comportamento e dall'indole molto equilibrati, si sta cercando di capire che cosa abbia fatto scattare questa aggressione. Cambiamo argomento. La UIL non ha aderito alla fiaccolata per la sanità che si svolgerà a Cavallino Treporti. Lo puntualizza il segretario generale di UIL Veneto Roberto Toigo. La sanità è un tema centrale della nostra azione sindacale, spiega, e proprio oggi siamo stati in Consiglio regionale per partecipare all'audizione in quinta commissione sulla legge sugli ambiti territoriali sociali. Siamo al tavolo di confronto con CGIL e CISL, con l'assessore regionale Emanuela Lanzarin e il direttore generale della sanità Massimo Annicchiarico. La regione, a nostro avviso, sta facendo tutti gli sforzi possibili. Per UIL Veneto, le fiaccolate e i comitati, con tutto il rispetto, fanno percepire la situazione peggiore di quella che è, rendendo meno attrattiva la possibilità di portare nuovi medici da fuori. Voltiamo pagina. Car sharing. La Giunta Comunale di Venezia approva la prosecuzione del servizio per 12 mesi. Si tratta di un servizio che offre 45 vetture ibride che percorrono in elettrico circa il 50% dei chilometri. 16 stazioni di sosta con un totale di 63 stalli di sosta, di cui 29 in laguna e 34 in terraferma. Sono 4.391 gli iscritti al servizio che abitano nell'area della città metropolitana e 1.000 circa gli esterni. L'assessore alla mobilità Renato Boraso spiega che dal 2018, in 5 anni, sono stati percorsi 1.800.000 km con un risparmio di CO2 stimato in 48 tonnellate, laddove per assorbire la stessa quantità in 5 anni servirebbero circa 600 alberi. Dopo il Covid si registrano oltre 800 noleggi al mese, quasi 10.000 all'anno. Prima del Covid erano 600-700 al mese. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.